Rieccoci nuovamente in studio con il nostro approfondimento dedicato alla CGIL e parleremo di referendum, malattie professionali e invalidità, e lo faremo con gli ospiti che sono qua in studio e sono Valentina Dalle Feste dell'Inca di Treviso, buongiorno. E Sara Pasqualì, segretaria ASPI Treviso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo subito con referendum. Sì. Quindi perché... referendum l'8 e il 9 giugno. Sì, perché la CGIL e molti partiti anche di sinistra stanno spingendo molto. Purtroppo ci rendiamo conto che la comunicazione non sta arrivando a tutti quanti. C'è questo appuntamento importantissimo che è la partita dei referendum. Andremo a votare l'8 e il 9. Io spero che tutti vadano a votare perché è un atto democratico il voto. I referendum riguardano il mondo del lavoro, ce ne sono 4 sul mondo del lavoro, il quinto è sulla cittadinanza. La volontà per il quale sono stati presentati questi CGIL, questi referendum della quale la CGIL è promotrice, è la volontà di cambiare alcune leggi che sono state fatte forse in modo azzardato, sono state fatte male, stanno creando molto precariato, poca tutela, poca sicurezza sul lavoro, e quindi con queste modifiche noi pensiamo di poter migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori qui in Italia. Io ne faccio una carrellata velocissima proprio per dare gli argomenti, perché ci rendiamo conto che le persone non sono informate. Allora, innanzitutto i primi 2 quesiti vogliono ripristinare, anzi vogliono togliere una legge che è stata introdotta col Job Act, che praticamente è quella delle tutele crescenti, che riconosceva un'indennità nel momento in cui c'era un licenziamento illegittimo, sia sulle aziende, quelle sopra i 15 lavoratori, e poi anche su quella sotto i 15, anche se poi la legge è una biforcazione diversa. L'idea è quella di togliere questo tetto, perché se c'è un licenziamento illegittimo, il lavoratore o la lavoratrice che è stata licenziata ha il diritto di fare tutto il suo percorso giuridico, ed è giusto che sia il giudice a decidere qual è stata la causa, cioè quello che è il valore da dare a questa situazione in cui c'è il licenziamento illegittimo. Perché se noi mettiamo un tetto rischiamo che è tutto scontato, cioè che uno viene licenziato e solo perché c'è una contropartita economica da dargli. Ecco, noi vogliamo ripristinare il diritto del lavoro e soprattutto il diritto anche di difendersi. Parliamo di licenziamenti illegittimi. I primi 2 quesiti sono su questa partita qua. Il terzo ci interessa molto perché parla di precariato, riguarda tantissime persone, riguardano tutti i contratti di precari che oggi hanno, che ognuno nelle nostre famiglie abbiamo, che magari i figli che si affacciano al mondo del lavoro. Oggi anche in quel caso lì non si dà una tutela, nel senso che una volta il lavoratore si affaccia al mondo del lavoro, inizia con un contratto a termine, è corretto che ci sia un contratto a termine perché l'azienda lo deve provare, lui deve vedere se è il lavoro che gli piace, tutto quello che ci sta dietro. Però a un certo punto questo percorso deve finire, bisogna dare una dignità a questo lavoratore e dargli un indeterminato. Perché? Ma non è una questione esclusivamente di determinato o indeterminato. La differenza è molto più sostanziale, perché ad oggi se uno ha un contratto di precario, ha un contratto a termine, non ha tutele da nessuna parte, anche se va a chiedere un mutuo in banca. Non è che qualcuno gli dà l'opportunità di farlo, gli dice no, vieni con qualcuno che mi dà la garanzia che tu mi paghi le rate del mutuo, perché un contratto a termine non dà alcuna tutela. Siccome oggi si dice ma i giovani non gli diamo garanzia, non li facciamo stare nel nostro paese, iniziamo a dargli dei contratti seri, a pagarli e a fare in modo che loro possano costruirsi un futuro nel nostro paese, perché se noi li continuiamo a tenere in un mondo di precari, in un mondo di ricatto, in un mondo in cui non possono neanche diventare autonomi, farsi un mutuo, prendersi una casa e quant'altro, noi a questo punto ai giovani non stiamo dando un futuro nel nostro paese. Quindi è molto importante andare a votare per questo, perché deve essere ripristinata la regola per la quale dopo un tot di periodo, dopo i famosi rinnovi dei 24 mesi, ci sia un contratto indeterminato, perché se l'azienda si trova bene e il lavoratore si trova bene, è giusto che il rapporto vada avanti e dia stabilità. Il quarto è quello che parleremo, lo tratteremo molto oggi perché parla di sicurezza. Sicurezza sul lavoro. È un tema importante. È un tema anche della settimana, perché il 28 lunedì era anche la giornata mondiale sulla sicurezza. Cosa succede? Oggi noi abbiamo tutta una situazione di infortuni e di morti sul lavoro che è cronaca quotidiana.
perché lo sappiamo, lo sentiamo quotidianamente e lo leggiamo nei giornali. Ecco, noi vogliamo ripristinare la responsabilità solidale, soprattutto nella partita degli appalti. Tanti magari non se ne accorgono, ma quando sentono le notizie si parla sempre di appalto, subappalto, di grandi cantieri, dove non ci sono controlli, dove la gente si trova a lavorare con magari delle cooperative che non seguono la prevenzione, le disposizioni di legge sulla sicurezza e soprattutto se succede qualcosa, perché poi in Italia avviene sempre così che ci facciamo la domanda quando succede il fatto. Ecco, se succede qualcosa, il lavoratore e la lavoratrice si fanno male, non sanno mai di chi è la responsabilità, perché c'è una catena infinita dove si passano la responsabilità da una parte all'altra. Noi vogliamo ripristinare e vogliamo mettere una regola per la quale chi genera quella catena infinita, cioè quello che mette in appalto, che è il proprietario iniziale, deve rispondere di quello che succede nel cantiere, così ha anche la responsabilità di controllare che tutto sia in regola, perché se no, se noi diamo in appalto, poi subappalto, si rischia che in questa catena infinita passano i tempi e la giustizia non viene mai fatta, soprattutto nel caso in cui c'è un infortunio, c'è un morto e c'è una famiglia disperata che non sa che pesci pigliare, perché oggi una persona che lavora, se non porta a casa il reddito, chi ci rimette è anche la famiglia. Certo. Quindi sul quarto oggi caricheremo ben bene l'argomento. Allora c'è una telefonata, quindi vediamo subito di chi si tratta. Buongiorno. Buongiorno, niente, io chiamo da Tiene, Tomasin Flora Anna. Dica pure. Sì, siccome io ho compiuto 76 anni e ho 75% di invalidità e qualcosa anche di marchetto, un 12 anni, ho diritto di percepire qualcosa o meno? Allora, posso Valentina, rispondere? sì. Allora, con l'occasione, inizio io. Sostanzialmente lei ha un riconoscimento di invalidità civile, mi ha detto al 75%. Allora, è prevista una maggiorazione contributiva che viene correlata al conseguimento di questa percentuale. In verità mi pare di poterle dire così, senza guardare una carta, come non si dovrebbe fare, che comunque il requisito pensionistico nel suo caso è strettamente correlato alla questione anagrafica. Quanti anni ha detto di avere, cara signora? Ho appena compiuto al 12,76. Allora, in questi casi però dovrebbe verificare, perché rispetto all'invalidità civile, che comunque ha una connotazione di natura contributiva, lei parte da un quadro probabilmente dove non c'è stato un percorso lavorativo, se non sbaglio, capisco così? Sì, ecco. Pochi 12-13 anni, esatto, per allora, una volta non era... Ai noi una volta le signore dovevano rinunciare anche a una parte del loro percorso di lavoro in ragione di scelte familiari. E quindi comunque se lei non ha il requisito minimo dei 20 anni, la prestazione previdenziale diretta non ha diritto. Più che altro si dovrebbe valutare la possibilità di avere un assegno sociale, la vecchia e conosciutissima pensione delle casalinghe. Però le ricordo che questa prestazione, che è assistenziale, tiene presente conto anche dei redditi di suo marito, se lei è coniugata. Il mio consiglio è quello di rivolgersi chiaramente ai nostri uffici. Noi abbiamo una territorialità spiccata, quindi può rivolgersi tranquillamente ai nostri colleghi di Tiene, di Vicenza, prende un appuntamento e le diranno rispetto a questo. Però per rispondere nel merito, non avendo un parterre contributivo, temo che non ci siano risvolti in questo senso. Ecco. Io la ringrazio, grazie davvero, grazie per la chiamata. Allora, terminiamo un attimo la questione referendum, che siamo... sì, anche perché poi, insomma, volevamo anche spiegare bene la questione degli infortuni e dell'invalidità. Intanto l'8 e il 9 giugno... 8 e 9 giugno, c'è un quinto però. Ecco, allora, parliamo del quinto e dopo... È un quinto che riguarda appunto la cittadinanza. Non siamo noi promotori come CGIL, ma lo sosteniamo vivamente perché
anche qui è una cosa che bisogna affrontare. Se ci sono persone che lavorano straniere, che lavorano nel nostro territorio, che lavorano da un tot di anni, che pagano le tasse come tutti, che hanno deciso che l'Italia è il loro paese dove costruire la propria famiglia, fare i figli e la loro quotidianità come tutti gli italiani, oggi esiste la legge che prevede che in 10 anni di residenza, dimostrando tutta una serie di requisiti, tra i quali anche la conoscenza della lingua italiana, loro possono avviare il percorso per la cittadinanza. È un percorso comunque lungo, è un percorso difficile, è un percorso nel quale devono portare tutta una serie di documentazione. Noi pensiamo che le persone anche entro con un limite di 5 anni possano avviare questo percorso. Ma perché? Perché noi dobbiamo tenerli, quelli che sono bravi, quelli che lavorano, quelli che fanno parte della quotidianità, della nostra comunità, che fanno parte del territorio, devono essere tenuti qua, perché comunque noi avremo da qui ai prossimi anni una carenza di lavoratori. E mi riaggancio a quello che dicevo prima. Abbiamo i nostri giovani che qua in Italia i dati dicono che non vogliono rimanere per tutta una serie di poche tutele che l'Italia gli dà come paese. Abbiamo le aziende che comunque hanno richieste di lavoratori, hanno necessità di avere lavoratori e il nostro tessuto produttivo ha l'esigenza di avere lavoratori e lavoratrici qui nel nostro paese. Quindi quelli che sono qui, che sono bravi, che dimostrano di essere legalmente residenti nel nostro territorio, è giusto che abbiano l'opportunità di fare la richiesta della cittadinanza in tempi minori, in 5 anni invece che 10. Anche in questo caso i referendum sono l'8 e il 9, io invito tutti quanti ad andare a votare perché è l'esercizio di un vostro diritto il voto, quindi andiamo a votare. Decidete voi poi sì e no, noi siamo per il sì ovviamente, li abbiamo proposti, però noi vi invitiamo ad andare a votare. Perché Dove? Per un Dove potranno votare? Tutte le cabine, cioè tutti i seggi elettorali, dove di solito andate a votare per le amministrative, per le politiche, per le europee, è sempre quello, vicino a casa, avete le aperture dei seggi l'8 e il 9, andate a votare, esprimete il vostro parere. Noi dobbiamo riappropriarci del diritto di dire la nostra, perché il futuro è anche dei cittadini e delle cittadine che vogliono dire la loro. Un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Mogliano Veneto, provincia di Treviso. Sì, si chiama? Marco. Marco, dica pure. Niente, io ho avuto un problema nel 1986, ho avuto un infortunio sul lavoro, ero imbarcato su una petroliera. Purtroppo la Cassa Marittima all'epoca era quella che assisteva gli infortuni e le malattie professionali del settore navigante, non mi hanno riconosciuto l'infortunio ma solo la malattia. Ho fatto domanda presso la Capitaneria di Porto di Venezia dove ero iscritto con libretto matricolare, mi hanno detto che non c'era niente da fare. Allora, Valentina, sempre tu. Allora, la cassa di riferimento era l'Ipsema, tra l'altro le do anche la notizia che è stata... non esiste più adesso. Esatto, le stavo dicendo. Esattamente. Esattamente, le stavo dicendo che non esiste più perché è stata conglobata e quindi era per dirle sostanzialmente che non solo perché non è più gestibile una questione così datata nel tempo, a tutti gli effetti per intervenire anche a livello di contenzioso giuridico non si va mai e comunque oltre i 3 anni rispetto alle ultime circolari attuative dell'istituto, per cui collocando il suo evento addirittura anteriforma, cioè prima del 2000, io direi che purtroppo non ho margini diversi di risposta rispetto alla sua condizione, per cui è una cosa un po' passata, ecco, non gestibile oggi, neanche volendo. Grazie, grazie davvero. Quindi chiudiamo definitivamente il referendum ricordando 8 e 9 giugno. 8-9 giugno in tutti i territori, in tutti i comuni, in tutte le sedi dove... nei seggi elettorali dove andate di solito a votare, andate a votare e esprimete il vostro voto. In questo momento è importante anche difendere il proprio diritto di votare. E poi insomma ne parleremo sicuramente ancora di questo. Parliamo di infortuni, fra l'altro prima di iniziare a parlare degli infortuni, non so se avete avuto la notizia dei 2 morti
2 morti in un incidente avvenuto stradale, però in A4 un'auto è piombata su un cantiere autostradale in allestimento. Ha oltrepassato il cantiere abbattendo le barriere e ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forza velocità il mezzo di manutenzione delle autostrade Alto Adriatico. Ecco. Parlando purtroppo. Questo è un fatto di cronaca, fa riferimento più nello specifico forse all'ipotesi dell'infortunio in itinere, che è una locuzione latina che sta a significare infortunio mentre sto andando da qualche parte. Per cui se in quel caso l'auto appunto aveva come passeggeri dei lavoratori che si stavano recando, si stavano spostando da un luogo di lavoro all'altro, ecco che anche in questo caso rientra nella tutela previdenziale dell'istituto dell'INAIL. La concretezza dell'infortunio in itinere, che poi alla fine è quello che è un po' borderline rispetto agli infortuni lavorativi puri e quelli che possono accadere al di fuori del contesto lavorativo, è una tematica abbastanza frequente ed è un indice che va sempre a implementare le statistiche e i dati dell'istituto, proprio perché oggi per andare al lavoro spesso si utilizza appunto il mezzo privato. Questa è un'occasione per dire ai telespettatori che nel caso si dovessero trovare nella condizione di dover gestire anche a livello amministrativo un episodio come questo, diventa molto importante rivolgersi a una struttura come il patronato, perché nelle fasi amministrative dell'istruttoria dovremo riuscire a dimostrare la necessità dell'utilizzo del mezzo personale e questo non è sempre scontato, per cui ricordo che stiamo parlando di fatto, ancorché di un istituto previdenziale, comunque di un'assicurazione e quindi in questa dinamica è importante capire bene chi fa che cosa e come farlo al meglio. Quindi il lavoratore di solito è l'ultimo anello diciamo della catena e spesso si trova a pagare pegno o per non conoscenza o per forse anche deficit informativo. Ve lo dico per esperienza diretta, perché nella mia attività riscontro delle difficoltà anche a livello proprio di consapevolezza. Ecco, parliamo di infortuni. Purtroppo è uno degli argomenti, dicevamo prima, scottanti, se possiamo dirlo, perché ogni giorno le cronache parlano di infortuni più o meno gravi, purtroppo a volte letali, insomma in diversi settori e in diversi... Che cosa? Quando parliamo di infortunio, dunque? Ecco, allora questo grande sconosciuto, ma conosciuto quindi alla luce della ribalta, purtroppo triste cronaca, abbiamo visto che comunque le statistiche non tendono a scendere. È un evento impattante e quando dico impattante lo dico con cognizione di causa, perché adesso abbiamo parlato di casi drammatici, di morti sul lavoro, evidentemente non servono ulteriori commenti, ma anche semplicemente una menomazione che non va a incidere magari in maniera così netta, ma comunque ricade sul mio quotidiano, diventa un problema anche relazionale. Questo è importante che lo sappiano i lavoratori, perché nella dinamica del chi fa che cosa spesso si pensa di scontare forse delle responsabilità in capo a tutta questa serie di cose. Per cui se io mi ritrovo ad avere un infortunio sul lavoro e quindi ci sono le caratteristiche per parlare di questo e quindi stavo eseguendo il mio lavoro, mi trovavo dentro e nel contesto lavorativo, ho avuto un problema importante, non devo tralasciare il fatto che l'istituto, essendo un istituto previdenziale, mi dovrà entrare in soccorso e darmi la tutela che mi spetta, e sappiate che la tutela prevista per gli infortuni lavorativi è una tutela che si protrae per 10 anni, quindi anche questa è un'informazione che spesso i lavoratori non conoscono, quindi magari aleatoriamente decidono di non dichiarare l'evento pensando di creare chissà quali problemi. In verità poi la dinamica è molto semplice:
L'assicurazione è pagata dal datore di lavoro sotto forma di un premio che è direttamente proporzionale al rischio che viene sostanzialmente tutelato, quindi ci sono lavori più o meno rischiosi e il lavoratore diventa un soggetto assicurato. Quindi quando io dico che differenza c'è tra rompersi una gamba scendendo le scale di casa e rompersela perché si è utilizzato, perché ci si è caduti appunto sul lavoro, c'è una bella differenza. Poi ecco, vai pure Valentina. Okay. No, vai tranquilla. Chiaramente se io ho un infortunio sul lavoro divento un soggetto tutelato doppiamente anche nel caso in cui superi dei limiti di assenza previsti per la conservazione del posto di lavoro, questo nella maggior parte dei contratti nazionali. Quando invece mi ritrovo a che fare con la malattia comune, che quindi non ha nessuna correlazione con l'attività di lavoro, il rischio del licenziamento purtroppo esiste ed è concreto. E dopo ne parleremo di questo. Quindi un lavoratore, e purtroppo li abbiamo visti, infortuni, e parlavamo anche di menomazioni, ce ne sono state anche di importanti purtroppo. Certo. Un lavoratore quindi che cosa deve fare? Allora, quando subisce un infortunio? Allora, io sì, direi che questa è la sede ottimale per dare delle istruzioni per l'uso, perché chi ben comincia a metà dell'opera. Quindi evitiamo il fai da te, l'autodiagnosi. Nel momento in cui ci sia un infortunio di grossa o di lieve entità, il mio consiglio è quello necessariamente di avvisare il preposto piuttosto che il responsabile di turno, insomma il personale del posto di lavoro, recarsi necessariamente al pronto soccorso, dichiarare esattamente la dinamica dell'evento, esattamente come è accaduto. In questo caso interviene un'automaticità di prestazioni, c'è la segnalazione in via diretta e anche validata e asservata dal pronto soccorso e quindi diciamo che la strada è più in discesa, si evitano un po' di pasticci burocratici. Ecco, c'è ancora una sorta di non denuncio, magari il lavoratore dice vabbè, lasciamo stare. Parliamo di menomazioni ovviamente meno importanti, ecco. Purtroppo ha ragione, ti apprezzo la domanda, perché purtroppo c'è questa cattiva abitudine, forse anche di sottovalutare. Io poi in termini tecnici sappiate che nel periodo in cui c'è l'astensione al lavoro, il datore di lavoro, passatemi questo termine, ha un risparmio rispetto alla retribuzione, perché il 60% dell'importo viene versato dall'istituto assicuratore per i primi 90 giorni. Dal 91esimo giorno l'aliquota poi sale al 75% e il datore di lavoro deve solo intervenire in integrazione. Quindi, vedendola dal punto di vista un po' più strettamente delle retribuzioni, ecco, non c'è neanche questo problema. E seconda misura, ripeto, le prestazioni date in termini anche utilitaristici dalle cure mediche, la possibilità di avere le prestazioni accessorie, le cure termali, le protesi, gli ausili ed una serie di altre circostanze vanno dette, perché altrimenti il lavoratore rinuncia a questi diritti inespressi senza sapere esattamente a che cosa sta rinunciando. Ecco, parlando invece da un punto di vista contrattuale per la tutela del lavoratore. Ma in realtà si parla molto di sicurezza, si parla molto di formazione, si parla molto di prevenzione. E ci sono realtà anche del nostro territorio che investono, nel senso che hanno capito, anche perché utilizziamo proprio il termine investono, perché dà un ritorno, perché se il lavoratore o la lavoratrice sta bene, l'azienda ha una produttività più alta e c'è un ambiente sano per tutti, cioè diciamocelo che in realtà è un investimento, non è... Io sono d'accordo magari che qualcuno dice sì, ma le leggi generano dei costi e quant'altro, però poi sono costi che poi ritornano, perché comunque il benessere delle persone è un costo che non è monetario, però di fatto è un efficientamento di tutta la struttura. Quindi in realtà anche a livello di contrattazione, soprattutto nei contratti di secondo livello, ma anche contratti nazionali, si sta molto a ribadire il concetto e a cercare di mettere in piedi tutta una serie di dinamiche che facilitano la sicurezza e anche la cultura della sicurezza all'interno del mondo del lavoro. Però continuiamo ad avere tutta una parte grigia
per la quale i DPI non servono. I DPI sono i dispositivi di protezione individuale, per la quale quel lavoro l'ho sempre fatto così, quindi devo continuare a farlo come l'ho sempre fatto, e per la quale la sicurezza, anche nel momento in cui si genera il fatto, come diceva Valentina prima, non la denuncio perché posso creare un danno al mio datore di lavoro, ai miei colleghi, a quello che ci sta dietro. Nella contrattazione noi ribadiamo il fatto che se succede l'infortunio, ma anche se succede l'infortunio, l'azienda ha le sue responsabilità, l'azienda deve avere le sue attenzioni, il lavoratore deve essere messo nelle condizioni di guarire, di stare bene e di ritornare al lavoro come prima, insomma, nella stessa modalità. Però è anche vero che noi sottolineiamo molto anche il mancato infortunio, nel senso di andare a segnalare quelle possibilità per le quali si può generare l'infortunio, e che più vengono segnalate più è un'attenzione dei lavoratori e anche una premialità per i lavoratori. Ci sono aziende che mettono il near missing, cioè il mancato infortunio, tra gli obiettivi dell'azienda e fanno partecipare il lavoratore a una diffusione di cultura migliore per tutti quanti, insomma. Ecco, prima Sara dicevi ci sono dei settori dove ovviamente gli infortuni sono maggiori, il rischio è maggiore rispetto ad altri settori, comunque tutti insomma i settori, tutte le aziende vanno a rischio, e ci sono lavoratori, come dicevi tu, che a volte dicono vabbè, ma io l'ho sempre fatto, lo faccio tutti i giorni, lo faccio da 30 anni, perché dovrebbe accadermi? Poi purtroppo accade. Allora, ci sono alta rischiosità in alcuni settori, lo sappiamo nell'edilizia, lo sappiamo nell'agricoltura, insomma, che poi sono quelli che generano gli infortuni, generano anche in molti casi di morti sul lavoro, è quello che succede. È una questione proprio di cambiamento. Noi abbiamo molta fiducia nei giovani, nel senso che un'attenzione migliore per la tua vita e la vita anche di quelli che ti circondano, perché comunque, diciamocela tutta, nell'ambiente di lavoro noi dedichiamo 8 ore della nostra giornata, 5 giorni a settimana, quindi comunque un investimento di tempo. Oggi i tempi della pensione sappiamo che si sono allungati, quindi dovremo lavorare anche di più, quindi è meglio che lavoriamo sani, che andiamo a lavorare e torniamo a casa alla sera come siamo partiti alla mattina, mi viene da dire. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente qui in studio. Siamo tornati in studio, stiamo parlando di lavoro, di infortuni, di malattie professionali, di cui parliamo adesso, perché stavamo dicendo anche con Sara, si lavora di più per più anni, e quindi Valentina... Purtroppo sì, e quindi lavoriamo di più e ci ammaliamo anche di più a causa del lavoro. Vabbè, il nome lo dice da sé, malattie professionali, cioè causate dal lavoro, distinte dalle malattie comuni, che sono invece le malattie, purtroppo per noi, che hanno un'entità morbigena che va a incidere su tutti i cittadini a prescindere, quindi per altre questioni, ereditarietà o questioni ambientali, eccetera. Le malattie professionali sono le figlie, o meglio le sorelle degli infortuni, quindi anche esse gestite dall'istituto, dall'INAIL, e anche esse rientranti in una tutela previdenziale. C'è anche una classifica, nel senso purtroppo dell'incidenza, perché è molto frequente incappare in problematiche ristrette all'apparato muscoloscheletrico. Quindi normalmente posso parlarvi di ernie discali piuttosto che cuffia dei rotatori delle spalle, l'epicondilite e il settore mano-braccio, quindi il tunnel carpale, la rizartrosi. Allora, per farla più semplice possibile, succede che io lavoro in maniera continuativa e non occasionale, ripeto, per molti anni di esposizione, perché nonostante la letteratura scientifica parli di tempi simpatici di 5 anni di esposizione, noi sappiamo anche nella prassi che anche a livello di contenzioso l'esposizione lavorativa deve essere come minimo decennale. Questo per dare un termometro, una cartina a tornasole. Io lavoro in una fabbrica dove ho un ritmo imposto che
chiaramente elude le tematiche sulla sicurezza e mi trovo a produrre o ad avvitare o a passare dei pezzi, a movimentarli manualmente seguendo dei ritmi imposti. Chiaramente il nostro corpo ha dei problemi rispetto a questo tipo di attività e questo genera appunto il fatto che si possa parlare di malattia professionale. Allora, la strada è un po' lunga, nel senso che si tratta di un'istruttoria che purtroppo non ha l'automaticità della prestazione, deve esserci la lungimiranza e la competenza di un medico che riesca a stabilire il nesso di causalità diretta tra la tipologia di lavoro e la patologia riscontrata, e poi si avvia un iter amministrativo. Quindi colgo l'occasione per dire che all'interno dei nostri uffici abbiamo fatto una scelta consapevole e diamo la possibilità ai lavoratori di approcciare a questa tematica attraverso uno specialista, un consulente esterno che è un medico del lavoro. Il medico del lavoro ha la stessa specializzazione dei medici aziendali, che si chiamano medici competenti secondo il decreto legislativo 81. Il medico del lavoro che collabora con noi riceve quindi i lavoratori, si stila un'esposizione, un'anamnesi lavorativa e lui poi sarà il soggetto che metterà in relazione appunto i vari lavori, le varie attività svolte e le patologie conclamate. Ecco, volevo solo chiedere, ci sono gli infortuni purtroppo insomma, vengono denunciati ovviamente per ovvie ragioni, di malattie professionali. Ci sono denunce Allora, in questo caso mi sento di essere positiva, nel senso che il trend è in crescita, perché si è capito che alla base di molte assenze, prima si parlava anche di qualità del lavoro con Sara, no? Un lavoratore in salute sicuramente ha garanzia di produttività maggiore. Ed evidentemente si è capito invece che la realtà va in direzione differente. Quindi l'emersione delle malattie professionali è un dato piuttosto attuale, questo anche secondo le ultime statistiche INAIL. Dopodiché dentro tutto questo percorso ci sono chiaramente dei passaggi obbligati. È una strada impervia ma è assolutamente valevole di tutela. Perché dico impervia? Esatto. Faccio come Marzullo. Perché l'attività di lavoro degli operai, dei lavoratori si basa sui documenti di valutazione dei rischi, che sono sostanzialmente delle raccolte dove si spiega che cosa fa una persona in base alla propria scheda. Ecco, spesso questi documenti non sono, per così dire, veritieri, ecco, così usiamo un eufemismo, e questo può ingenerare dei problemi, ma a livello sostanzialmente procedurale poi si riesce a dimostrare che la persona chiaramente fa un tipo di attività e lo fa in un certo modo. Ci sono degli indici valutativi scientifici, ci sono gli indici OCRA, i valori NIOSH, cioè ci sono delle scale valutative, quindi non è solo un sentire di pancia, ho fatto tanta fatica. Certo, si parte da quello, ma poi si arriva anche a un dato oggettivo. In questo caso l'attenzione va proprio nel capire il milieu aziendale, capire come si può intervenire, vedere anche a livello strutturale e organizzativo dei posti di lavoro proprio come viene svolta l'attività di lavoro. Ecco, poi ho anche una domanda telefonata. Buongiorno. Hai ripensato? Niente. Buongiorno, è in linea? No. Vabbè, aspettiamo allora. Magari ecco, richiama. Stavamo parlando di invalidità. Ecco, sì, ecco, il passaggio importante secondo me da dire ai telespettatori è questo. Se io ho una patologia muscoloscheletrica, faccio l'esempio delle spalle, perché lavoro in un'azienda dove devo avvitare per 8 ore le celle di un freezer e magari sono una donna non particolarmente alta, è ovvio che sto sollecitando in maniera importante l'articolazione delle spalle.
Quando faccio questo tipo di attività e lo faccio in maniera continuativa, evidentemente c'è il logorio del sistema tendineo. Questo c'è proprio un'escalation, dico io, no? Quindi il lavoratore inizia a stare male, poi inizia a prendere gli antidolorifici, quando quelli più blandi non funzionano passano a questioni un po' più strutturate e poi arriva il momento del verdetto, cioè dell'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico alla cuffia rotatori, insomma, sono i medici a dirlo, è un intervento importante che richiede una prognosi molto lunga. Ecco, che cosa avviene qui? Il rischio è sostanzialmente quello di vedersi arrivare un licenziamento, non tanto per inidoneità quanto per superamento del periodo di comporto. Quindi lo scopo vero e più importante, più alto e forse più valevole di iniziare a informarsi per tempo della possibilità di intraprendere questo percorso è fare un discorso cautelativo nel rispetto del proprio lavoro, cioè se io riesco a capire prima che quella cuffia si è lesa perché io l'ho sollecitata e usurata, quando avrò la necessità di affrontare un intervento chirurgico con tutte le ricadute, avrò dalla mia il riconoscimento dell'INAIL, quindi esulo sostanzialmente dall'INPS e dalla malattia comune e riuscirò così a stare a casa con la riabilitazione per il tempo necessario senza rischiare il posto. Ecco. Abbiamo di nuovo la telefonata, vediamo, buongiorno. Sì, buongiorno signora, io e i suoi ospiti, a lei e anche i suoi ospiti. Diciamo Paolo da Mestre, buongiorno a lei. Buongiorno, dica pure. Sto guardando la televisione, referendum malattia professionale e validità. Io ho avuto 2 cause di servizio, tutte e 2 riconosciute. Però quando sono andato in pensione con la legge Fornero me le hanno tutte, l'integrità delle cause di servizio. Allora, con la legge Fornero me le hanno tutte. Allora, e purtroppo... Ma le hanno revocate ma non ha fatto la domanda di pensione di privilegio? Con la legge Fornero me le hanno tutte perché sono un dipendente pubblico. Ok. Lei attualmente ha detto che è andato in pensione. Ok. Allora, faccio una precisazione per i telespettatori perché questo è un argomento chiaramente un po' più di nicchia perché riguarda la tutela in ambito di salute e sicurezza dei dipendenti del pubblico impiego e del comparto sicurezza per l'esattezza. Allora una volta il pubblico impiego non aveva neanche l'istituto INAIL che era priorità esclusiva dei lavoratori dipendenti, poi le cose sono passate, adesso non è che facciamo una lezione magistrale sulle cose legislative, comunque la causa di servizio è ristretta a delle categorie del comparto sicurezza piuttosto che ex dipendenti pubblici. Allora, è il parallelo dell'INAIL e degli infortuni per i lavoratori e per le malattie professionali. Mi viene da dirle, se c'è stato un riconoscimento della Commissione Medica di Verifica di Roma, sarebbe interessante leggere quei decreti, anche perché il riconoscimento in quel caso è un diritto quesito e lei nel momento in cui accede al pensionamento può chiedere in ragione di questo riconoscimento che venga attribuita anche una pensione che si chiama pensione di privilegio. Per cui io la ringrazio di aver chiamato oggi, se le fa piacere può lasciare il suo riferimento telefonico in redazione e io provvederò magari a contattarla, io e il mio ufficio insomma, e verificheremo nel dettaglio quali sono stati i passaggi per cui c'è stata una revoca, perché ho bisogno di leggere chiaramente i decreti. Ecco. Dunque, se può lasciare il numero alla nostra redazione, poi noi lo passeremo sicuramente a Valentina così per poi poter parlare, dialogare su il caso insomma, preciso. Sì, ecco. sì, perché poi quindi ci sono ringraziamo dettagli. il telespettatore per averci chiamato. Parlavamo di malattie professionali e di licenziamento. Ecco, questo è un aspetto importante perché qualcuno magari lascia andare e dice vabbè, ma non importa, aspetto, vedo, e poi il rischio aumenta. Infatti il ragionamento è proprio questo e quindi si dice ah no ma aspetta non lo faccio subito, io dico diciamo che al primo posto tra le paure non confessate è la perdita del posto di lavoro perché si teme di dover autodichiararsi non sani. Allora
approfitto anche in questo caso per dare un messaggio chiaro ai telespettatori. Numero 1, lo stato di salute viene periodicamente sostanzialmente controllato tramite le visite di sorveglianza sanitaria, che dovrebbero essere delle visite strumentali a questo. Numero 2, il celare il problema non significa risolverlo, anzi significa soltanto procrastinare delle soluzioni che quando arrivano tardive non sono delle soluzioni ma sono delle condanne. Cosa succede? Succede che quindi nel momento stesso in cui ho un riconoscimento dell'origine professionale della mia patologia, io divento, se volete, un lavoratore invalido in un'accezione un po' più lata del termine. E quindi sappiate che la legislazione italiana tutela i lavoratori disabili. Questo perché una delle caratteristiche, forse l'unica caratteristica positiva del Job Act, è quella che prevede il reintegro in caso di licenziamento in termini pregiudizievoli, insomma persecutori. Quindi licenziare una persona con un riconoscimento di invalidità può dare il fianco a dei contenziosi che noi abbiamo portato a casa in sede legale, proprio perché ci si garantisce, al contrario di quello che pensa il cittadino comune, certo. No? Dice non lo dico, mi licenziano, no, lo devi dire, viene riconosciuto, istituzionalmente tutelato, ecco che tu diventi un lavoratore con cui si attivano delle tutele anche per permetterti di non ridurti ad essere una persona non in grado più di lavorare. Quindi voglio dire, è tutto un volano che va a valorizzare la figura del lavoratore e la sua salute. Fondamentale è quindi insomma parlare, sì, informarsi, in caso andare anche nel patronato, la CGIL, per capire se si può intraprendere una strada o un'altra, perché magari il silenzio è quello che poi può portare a rischi ben maggiori, ecco. Certo. E questo è fondamentale. Qua un'altra cosa, invalidità da lavoro e invalidità pensionabile. Sì, allora, prima si può anche dire in maniera molto sommaria dicendo che evidentemente tutto quello che incombe nella vita del soggetto, del lavoratore, può essere un evento morbigeno di natura extralavorativa, e allora in quel caso parlerò di malattia comune. La malattia comune ha un ambito di gestione previdenziale diversa, in questo caso andrò a bussare alla porta dell'INPS, avrò delle risposte in termini assistenziali e anche previdenziali. Quando parliamo di percentuali di invalidità, a tutti viene in mente la domanda di invalidità civile. Io dico anche che nei soggetti attivi è molto importante valutare con attenzione anche questi percorsi. Nel pacchetto invalidità civile è possibile chiedere anche la valutazione ai sensi della legge 68, che è una normativa molto all'avanguardia che permette ai lavoratori con disabilità di trovare una collocazione lavorativa nel rispetto delle loro fragilità. Quindi il lavoratore attivo che ha una malattia extra lavorativa ha la possibilità di intraprendere la domanda di invalidità civile di legge 68 e di legge 104. La legge 104 è più conosciuta, va a regolare i permessi che si chiedono sostanzialmente per l'assistenza dei soggetti disabili o anche per se stessi in qualità di disabili. Dico anche che la legge 104 è tutta la normativa intorno ai permessi, va a sostenere delle situazioni di malattia molto grave, per cui la legge 104 con la maggior gravità aiuta i soggetti che si trovano in una condizione di terapie salvavita, la chemioterapia, la radioterapia, la dialisi. E questa è una legge intelligente che dà la possibilità anche al nucleo familiare di assistere ai propri cari nel momento in cui incomba questo genere di problematica. Dopodiché, rispetto all'invalidità civile, che ha una serie di percentuali, c'è anche la risposta vera e propria dal punto di vista previdenziale. E qui si aprono gli scenari per una pensione anticipata? Sì, possiamo chiamarla pensione anticipata perché va a richiamare
le caratteristiche, sostanzialmente i requisiti contributivi precedenti alla riforma, si basa su una posizione assicurativa da lavoro dipendente, eccetera. Poi ci sono i dettagli, io non penso che questa sia la sede giusta, certo. Però diciamo, l'invito è quello di veramente di passare ai nostri uffici, perché capite anche voi che nel momento in cui ci sia una malattia invalidante, come si diceva all'inizio, non solo colpisce il diretto interessato ma anche il nucleo familiare, iniziano i periodi di assenza, il rischio di licenziamento, trovare una formula anche per uscire dal posto di lavoro con delle garanzie anche per chi ci sta accanto diventa un elemento fondamentale. Ecco, tanta strada si è fatto per informare i cittadini, tanta ce n'è da fare. Sì. E questo sarà sicuramente un percorso importante che continuerà a fare, insomma, anche la CGIL. Sì, anche perché poi c'è molta correlazione tra patronato che fa la partita esatto. INPS, ma la partita INAIL e le categorie che seguono il Certo. lavoratore e la lavoratrice nel posto di lavoro. Quindi non abbiate paura, tra di noi ci parliamo, quindi riusciamo anche a trovare la soluzione migliore per ciascuno di loro, insomma. E parliamo di domani, perché domani Sì. è una festa importante, festa del 1° maggio, festa dei lavoratori. Domani è la nostra festa. Nel senso che è la festa di tutti quelli che lavorano, ma anche quelli che hanno lavorato, mi viene da dire, perché insomma è una festa importante, una ricorrenza importante. Fermo restando che il 1° maggio quest'anno cade di giovedì, quindi molti faranno a giornata di festa, di manifestazione, molti altri lavoreranno perché cade di giovedì e insomma poi sappiamo che ci sono anche quelle condizioni là di determinate aziende che dobbiamo andare a trattare nella festività. Comunque la cosa importante è che noi domani mattina assieme a CISL e UIL, quindi CGIL e CISL e UIL, saranno in piazza Treviso, alla piazzetta Aldo Moro. La volontà è quella di parlare di lavoro sicuro, di cui abbiamo discusso ampiamente oggi, nel senso che c'è la volontà di riportare al centro la persona anche nel mondo del lavoro, nel senso l'importanza della persona e dello stare bene della persona nel mondo del lavoro. E poi anche per contrastare quella che è l'andamento un po' di questo mondo che corre, nella quale noi ci troviamo a corrergli dietro e che spesso ci fa dimenticare che di vita ne abbiamo una e bisogna trovare l'equilibrio giusto tra quella che è la tua famiglia, quello che è il tuo mondo del lavoro, quello che è il tuo benessere, insomma. Parleremo anche di crisi aziendali importanti, perché il territorio di Treviso è purtroppo come altri territori sottoposto a crisi importanti di determinati settori per i quali molti lavoratori, mi viene da dire, sì, domani è il 1° maggio, però sono preoccupati molto del loro futuro, perché comunque il lavoro dà dignità anche alle persone, insomma. Quindi noi vi aspettiamo domani in piazza, passate, è importante esserci perché è come quello che dicevo prima per il referendum, dobbiamo dire la nostra, dobbiamo farci vedere, dobbiamo ripopolare le piazze, dobbiamo dare un messaggio che il mondo del lavoro va tutelato, che il mondo del lavoro c'è oggi ed è importante che venga tutelato nella modalità corretta e soprattutto che il mondo del lavoro per una giornata può essere tutto unito, tutti insieme, e dobbiamo trovare la modalità, insomma, di dare anche un futuro a questo mondo del lavoro che sia molto più dignitoso e mi viene da dire anche con un po' di soldi in più nelle nostre buste paga. Ecco, l'appello è questo. Ci sarà il sole, ci sarà bel tempo, ma insomma una giornata si può fare per... La grigliata la si può fare dopo la manifestazione, dai, vi aspettiamo, è importante esserci, quindi vi aspettiamo. Ricordiamo a che ora, dove? Ore 10, piazzetta Aldo Moro, in centro Treviso, ci saranno CGIL, CISL e UIL in piazza lì. Io ringrazio davvero Sara Pasqualin per essere stata con noi, anche Valentina dalle feste, che ci ha insomma spiegato anche 2 temi importanti come quelli degli infortuni, come quelli delle malattie professionali, quindi davvero grazie, perché sono informazioni importantissime che i cittadini, i lavoratori devono sapere. A volte non si sa del tutto qual è la normativa, l'appello è quello proprio di andare dai sindacati, andare dai patronati e farvi dire tutto, perché poi insomma il lasciar perdere poi può comportare altre cose. Domani, vi ricordo, la
manifestazione 1° maggio, importante esserci. Grazie davvero, grazie a tutti e due. Io ringrazio anche Francesco Cerone e Alessandro Granziera che ci hanno seguito fin qua. L'appuntamento per la diretta, per la nostra prima edizione, per domani. Grazie, arrivederci. Anzi no, scusate, domani è la festa dei lavoratori, sbaglio io, è per venerdì. Grazie, arrivederci.